Mister Mauro Zironelli al 94esimo Bonetto riacciuffa il pari un punto sul campo della Lupparense. Come analizzare questa gara? Ma è stata una bella partita, giocata molto a centrocampo dove c'erano pochissimi spazi, si cercava sempre di lateralizzare e abbiamo avuto poche opportunità, però siamo stati compatti dopo comunque, anche se abbiamo subito il gol lì e su un gran tiro del play mi sembra loro e quindi eh, abbiamo cercato di costruire qualche azione, però non siamo stati così incisivi. E poi però abbiamo fatto un po' di pressione sul corner, è uscito, è uscito un colpo che è andato dentro, quindi ci ha permesso di pareggiare, però dobbiamo migliorare ancora delle cose che non ci vengono con fluidità. Loro, una squadra che comunque viene da un periodo particolare, e è difficile da affrontare, sono chiusi benissimo e noi ci è mancato l'ultimo passaggio dove non siamo stati così precisi, però può capitare. Peccato perché non avevamo subito comunque niente al di là di questo tiro, abbiamo chiuso sempre benissimo a livello difensivo tutta la squadra, indipendentemente da chi è partito prima e chi è partito dopo. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e chiaro che non siamo stati così precisi nel crearci occasioni, però è importante aver portato a casa un punto da come si era messa e però siamo consapevoli che possiamo fare molto meglio.